Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato e abbiamo un ufficio rapporti sociali. Ci troviamo a None, in via Volvera 3, e con il telefono potete rivolgervi per chiedere informazioni o quando venite, appuntamenti eccetera. Il telefono base è 328 07 15 232. I nostri collaboratori o una parte di loro sono sempre presenti, quindi luglio, agosto, state tranquilli perché questa radio ci consente di poter essere presenti, quindi l'ufficio è richiesto, poi spiegherò anche cosa sta capitando adesso, e noi siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Abbiamo una mail che io adesso ve l'ho detto, voi poi sappiate di scriverla tutta minuscola, uff rapporti sociali @libero.it, e noi siamo al servizio dei cittadini. Quindi come filo diretto, se voi volete, potete rivolgervi alla radio che con lo 02 92 94 7222 oppure dei messaggi al 340 6709 659. Quindi o venite a None oppure chiamate il 328 per prendere appuntamento o chiedere informazioni, oppure i numeri ultimi che vi ho dato è per la radio, che gentilmente chiunque sia presente in studio vi darà le informazioni. Noi come ufficio gestiamo a livello generale i problemi come sportelli a servizio del cittadino, problemi di patronato, che voi sapete che adesso c'è la novità sulle pensioni, cambiano gli orari. Ecco, venite e noi vi diamo tutte le informazioni. Poi la reversibilità, i domande per come partecipare, eccetera. Poi abbiamo dei servizi sociali come l'emergenza abitativa per chi ha problemi adesso, sia per la luce, sia per il caldo, sia per qualunque cosa, oppure bonus vari, eccetera. Problemi legali, oggi è facile, civili, penali, amministrativi, insomma, basta che chiedete, noi abbiamo le persone giuste a disposizione. Problemi condominiali riguardanti le vertenze, le visure, i passaggi di proprietà, insomma, qualunque problema chiedete e noi abbiamo dei personaggi disponibili, professionisti. In più noi abbiamo nella nostra associazione anche altri club, come per esempio l'Automobile Club Padania, con Claudio Lipodio che avete sentito prima e sarà presente alle 11:30 perché insomma deve prepararsi. Poi abbiamo anche l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Muturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici e altri club che sono per esempio i Disabili Senza Limiti, oppure abbiamo anche i disabili autistici che sono Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Quindi vi rivolgete a noi vi diamo l'appuntamento e l'incontro con chi è utile a farvi risolvere il problema. E adesso iniziamo, scusate, la trasmissione, però dico al mio amico qui che mi aspetta di parlare un attimo per far capire cosa facciamo oggi, no? Quindi mi raccomando, Achille. Allora, Arturo, sei in linea? No, non ancora Arturo, abbiamo Achille. Allora passamelo perché era va bene, grazie, intanto parlo con Achille. Collegami con Arturo che poi interrompiamo e parliamo, grazie. Allora, Achille, scusami, Sì, ciao Luigi, comincio proprio
salutando tutti i radioascoltatori e poi dico forza Luigi, ricordati che il bene che hai fatto nella vita a persone di ogni tipo di colore è una cosa che rimane nel cuore delle persone che l'hanno ricevuto e nel tuo cuore. Sì, però Achille, stai tranquillo, io è perché ti rompo le palle tutti i sabati, so che tu sarai con me anche a luglio e agosto. Senti un po' Achille, io mi sono permesso di vedere quello che hai scritto su Torino Cronaca, l'esempio dei senza limiti fra atletica e solidarietà, tenendo presente che chi ci ascolta penso che l'abbia capito che noi siamo una famiglia unica, sia come ufficio rapporti sociali, sia come studio e sia come per esempio agenzie per i disabili, gli ammalati, i solitari, e tu hai scritto questo qui che è riguardo ai limiti fra atletica e solidarietà. Vuoi spiegarmi quando l'hai scritto, come l'hai scritto e a che punto siamo, che poi ci sarà dietro di te, penso proprio Gianni Ferigo, così alla gente facciamo capire che quando si inizia il discorso si prosegue sempre sulla stessa linea. Che dici Achille? Sì, senz'altro. Inizio solo dicendo che a Torino esiste un passo sotto la ferrovia che permette ai cittadini di San Salvario di recarsi a un centro fisioterapico senza dover passare dalla stazione. Diciamo che senza dover trascorrere un 800 metri, un chilometro per passare nella stazione. Non mi si dica che non si può aprire perché ci sono i drogati, ci sono gli spacciatori eccetera, perché basta mettere delle videocamere collegate con l'autorità costituita e possono andare a colpire anche queste persone. Poi basta tenere aperto l'orario dell'istituto fisioterapico dalle 7 del mattino alle 19 e poi si chiudono i cancelli come si chiudono in tutte le altre sottopassi quando necessita. Diciamo che io ho rivolto anche questo invito al sindaco, gli ho mandato al suo scusatemi, scusa il termine, al protocollo, però diciamo che il sindaco tutto tace da parte sua. Di solito questi politici si ricordano di noi cittadini quando siamo prossimi alle elezioni, allora siamo le persone più importanti del mondo perché hanno bisogno di quella croce sulla nostra scheda. Adesso vi leggo quello che ho scritto perché tanta gente che l'ha letta mi ha fatto i complimenti. Domenica 21 ho trascorso la giornata al campo di Via Pianezza con atleti familiari di SD Senza Limiti, associazione di 140 atleti che partecipano a 12 tipi di sport. Hanno portato il nome della città di Torino a livello regionale, nazionale e internazionale vincendo coppe e medaglie. Sono orgoglioso di essere stato invitato alla loro festa dove si scambiavano gli auguri di buona estate. La giornata caldissima è stata mitigata da litri di acqua fresca. Alla fine del pranzo hanno iniziato tra assistenti e atleti il momento dei gavettoni, in alcuni casi utilizzando acqua tiepida e fredda. Che bella giornata dove è trionfata la vera amicizia. Come veniva quando io arbitro praticavo il mio sport del basket. Questa associazione merita l'aiuto per le persone che non sanno dove destinare il 5 per 1000. Chiedete poi l'IBAN direttamente alla radio. Questa associazione merita l'aiuto di tutte persone di cuore.
sia per le loro attività che per pagare le loro trasferte quando vanno in campo nazionale e internazionale. Noi persone normali dobbiamo pensare alla vita di queste famiglie. A questo proposito vi invito all'acquisto del libro Maurizio, scritto da un giornalista e dal padre di questo amico deceduto, dove si descrive come vive, come hanno vissuto sia l'uno che l'amico del mio cuore. Tutti gli introiti di questo libro sono destinati all'associazione. Vi auguro una buona giornata e grazie, scusatemi se vi ho tediato con questa notizia, però io questa associazione la seguo da 30 anni e di conseguenza è sicuramente nel mio cuore. Buona giornata a tutti. È una bella cosa. Achille, ricorda che Maurizio è il figlio di chi parlerà dopo di te, di Gianni Ferigo, che è quello che ti ha ricevuto domenica alla riunione, all'incontro. Ti ringrazio Achille, preparati per sabato che ci saranno anche delle risposte, perché vengono a chiedermi, Achille, poi interrompi, come sta la situazione con la Chiesa, se siamo ancora in ballo, se ci sono problemi, perché la gente non sa come muoversi. I vetri sono sempre rotti. Io spero per settembre-ottobre di organizzare un incontro con la banda degli Alpini e il coro degli Alpini per vedere di raccogliere dei fondi per questo motivo. Ciao Gianni. Ciao, grazie, ci sentiamo sabato prossimo, grazie. E ringrazio anche la radio, questa Radio Libertà che ce lo consente. Allora adesso andiamo avanti, chiedo, perché io non mi posso inventare a Natalia, se c'è in collegamento Arturo e chi è che c'è in collegamento per parlare, se c'è anche Gianni Ferigo. Natalia, c'è Arturo? No, Arturo no, Gianni è connesso invece. Ah, e Claudio? Così presto, perfetto. E Gianni Ferigo? Sì, abbiamo collegato Gianni. Allora a Claudio ne approfitto subito. Gianni, un attimo, che poi ci spieghi cosa ha detto adesso il nostro amico e poi lo spieghi come è capitato. Allora, Claudio, come va? Ti ho sentito e avevo capito. No, Luigi, abbiamo solo Gianni. Claudio e Arturo non ci sono ancora. Ok, allora parliamo con Gianni. Gianni, scusami, non è che ti volevo... non c'è problema, lo sai già. Sto cercando di organizzare la trasmissione e tu sei migliore. Senti un po' Gianni, io sono felice di quello che ha scritto appunto sul giornale, no? E sì, poi anche i risultati mi pare. Adesso tu sfogati tranquillamente che tanto ci colleghiamo sia con Arturo Caligaro che con Gianni Ferigo, con l'architetto e l'ingegnere, per poter parlare poi di problemi ben più grossi che stanno arrivando in ufficio. Gianni, come va? Come stai? Com'è il tempo? Dove sei tu? Piuttosto tu, volevo sentire piuttosto tu come vai tu con questo caldo? Ma io vado bene perché c'ho Natalia che mi fa tutto lei, te lo dico apertamente, non mi vergogno. Se non avessi Natalia, ragazzi, non riuscirei a stare dietro a voi. Comunque Gianni, parla per quanto riguarda l'associazione, che è la cosa più importante che abbiamo nel cuore, vai. Beh, allora diciamo che sono Gianni, ero uno dei responsabili dell'associazione Senza Limiti. Volevo solo dire che quest'anno abbiamo fatto 3 campionati italiani di calcetto e siamo arrivati tutti e 3 primi come FISDIR, Special Olympic e il torneo Piemonte di calcetto, e quindi abbiamo chiuso l'anno diciamo sportivo con molti ragazzi che sono contentissimi perché proprio quest'anno è andata, il calcio è stato uno degli sport più meglio, ecco. Abbiamo chiuso l'anno con appunto tre cose che siamo arrivati primi. Poi abbiamo fatto domenica abbiamo fatto il pranzo di fine in pratica stagione per sportiva e sono venuti 150 persone che abbiamo fatto un pranzo molto
molto grande, è venuto un'orchestra anche a suonare, e in pratica è andata molto molto bene. Abbiamo avuto Achille, che sai che tu, Achille è uno di quelli che si dà un po' da fare. Abbiamo lui conosce gente su Cronaca di Torino e hanno dato una pagina proprio per questa manifestazione che abbiamo fatto. E in pratica io poi in programma abbiamo per il 25 luglio ad Omegna, che sul lago per la prima volta in Italia nuoteranno i ragazzi disabili. Cioè, quindi il 25 di luglio noi come Associazione Senza Limiti organizziamo appunto i nazionali in acque libere. Quindi più gente viene a vedere, aspettiamo che la gente possa sì, ma stai venire tranquillo perché abbiamo la trasmissione in luglio, quindi hai tempo te l'ho detto, mi dai una mano, però sia luglio che agosto abbiamo tempo di spiegare cosa fai tu con la nostra associazione e cosa succede anche con le macchine, perché anche lì e le attività. E in più io devo continuare con i miei colleghi a spiegare, come sai Gianni, il nuovo codice della strada, perché la gente poi dopo a parte il codice adesso c'è anche il problema, come avete letto, perché non vi invento niente, della novità per quanto riguarda chi va in pensione dal 2006 in poi, dal 26 in poi. Quindi ve li leggerò sabato prossimo tutte le misure, perché è una cosa che non finisce mai. Che dici, Gianni? Lo so, cosa vuoi che ti dico? Ogni anno che passa è sempre peggio e non il meglio. Cioè, quindi tu pensaci che noi come associazione abbiamo 2 anni fa abbiamo organizzato come associazione i nazionali in piscina in via Filadelfia, esatto. dentro piscina. Stiamo aspettando ancora i soldi dal comune di Torino, quindi dopo è passato 2 anni ma ancora devono arrivare questi soldi, quindi le associazioni mancando liquidità è logico che non vanno avanti, chiudono, quindi cerchiamo di sbarcamenare. Tu Luigi mi dici sempre che devo dare anche il numero del 5 per 1000, visto che siamo ancora sotto il 5 per 1000. Io, tu ce l'hai già, però magari io l'ho detto piano piano, così se qualcuno lo vuole in pratica segnarselo, io lo do, così certo. Anche questo è una cosa che ci fa andare avanti come associazione con i ragazzi. Allora, il nostro 5 per 1000 è 9. Allora, l'associazione Senza Limiti, quindi il discorso è che tutti, chi ci conosce, associazione Senza Limiti, 9, 7, 8, 4, 7, 2, 5, 0, 0, 1, 2. Questo è il nostro codice per il 5 per 1000. Tu ce l'hai anche tu? Sì, ma intanto io li do anche a chi mi telefona, stai tranquillo, e lo spedisco anche tramite le email, vai tranquillo. Perfetto. Che gente poi, lo sa. Tu mi dici sempre che il libro che ho scritto sta andando molto bene, sì. Quindi chi lo volesse acquistare, tutto ricavato viene donato alla nostra associazione. C'è il nostro libro che ho scritto è Maurizio, storia di un padre e della sua famiglia. Scritto da Gianni Perigo e Giorgio Gero, che è il giornalista che mi ha aiutato a scriverlo. Luigi, va bene Gianni, adesso non prendere troppo caldo perché tanto in trasmissione perdete anche troppo caldo, state troppo tempo, però le cose devi giustamente capire che servono alla gente che ci ascolta, perché sono le cose importanti, perché la gente ci segue e sa che noi non scherziamo, noi facciamo le cose seriamente, e tu specialmente riguardante proprio tuo figlio hai scritto il libro che ogni volta lo diremo perché, come dici tu, si vende, è richiesto ed è valido. Dico bene Gianni? È molto, infatti anche tu l'hai visto, Babbo Natale, io dico Babbo Natale perché sai che lui è conosciuto più come Babbo Natale, l'ha addirittura scritto sull'articolo di Cronaca di Torino, quindi diciamo che
noi tutti, chi ci dà una mano, siamo ben contenti che in pratica tanta gente ci riesca a darci una mano, ecco, quindi siamo molto contenti. Però Gianni devi dire anche che oltre all'articolo ha messo anche la foto dei nostri fratelli dell'associazione, vai tranquillo, dell'associazione, dai. Sì, ha messo l'articolo e anche la foto, sì, quello è stato molto bello. Quindi, va bene, Gianni, ci sentiamo sabato. Io ti ringrazio di questo spazio, ringrazio tutta la Radio Libertà, e quindi sono contento che ogni sabato ci date questo poco spazio da parlare. Gianni, ci sentiamo sabato prossimo, grazie, bello. Io adesso ti ringrazio, ciao Luigi, ci sentiamo. Sì, ciao, un abbraccio, ci sentiamo dopo, scusa se ti disturbo. Adesso chiedo a Natalia chi è che c'è collegato, perché poi sbaglio se dico un nome magari non c'è. Chi abbiamo in collegamento, Natalia? Abbiamo Ubaldo. Ah, grazie, un bacione. Grazie. Ubaldo? Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grande fratello, finalmente. Dammi una mano anche a luglio e agosto, perché la radio ci ha dato l'opportunità di parlare, di essere presenti. Tu adesso ci devi raccontare, a parte che sei andato via per motivi giustamente, come ti aspetta, come sono le ultime novità e cosa sono i futuri, perché abbiamo anche del futuro, credo. Vai, Ubaldo, vai. Ok, allora, qualche notizia, diciamo così, odierna e futura. È in pieno svolgimento il 15° rally storico della Lana, sulle colline di Biella. Tra l'altro un grande successo perché ci sono oltre 100 iscritti con partecipazioni di auto classiche di tutti i tipi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Opel, Porsche e Subaru. E una vera delizia per chi apprezza le vetture vecchie. Difatti, guarda, onestamente sono un po' dispiaciuto perché sarei dovuto essere addirittura di servizio, ma avevo combinato di venire a trovare mio figlio in quel di Palermo e quindi la cosa è andata così. Tra l'altro, oltre al trofeo Lana storico, c'è anche il trofeo A112 Abarth, quindi le mitiche nostre 112 Abarth, le macchine della nostra gioventù fanno una gara, appunto, fanno la gara per il trofeo, come era una volta. Poi inoltre un Lana Classic, che sono altre vetture sempre storiche, ma che partecipano ad un'altra categoria leggermente inferiore, e la regolarità. Stesso weekend anche, addirittura dal 23 a domani, è in corso l'Acropolis Rally, chiaramente il VRC per chi vuole andare su YouTube eccetera, e si gode uno spettacolo su uno dei rally più belli e più vecchi del mondo, appunto del campionato mondiale. Prossimo weekend, 4 e 5 luglio, Rally di Castiglione Torinese, una bella gara sulle colline dell'Astigliano. Diciamo di solito c'è diciamo che si svolge una prova speciale il sabato e poi le prove sulla domenica. E anche quella è una bella gara a cui di solito partecipo come commissario. Quest'anno non ci sarò perché qualcuno, in virtù del mio compleanno del prossimo settimana, mi ha regalato un viaggio in quel di Tirana. Vabbè, a parte questa cosa qua. La cosa più importante che vi devo ancora raccontare è che domenica, weekend 11 e 12 luglio, ci sarà la 44esima edizione della Cesana Setrer e la 14esima edizione della Cesana Experience. Allora, su questo percorso di 10 km e 400 metri, la gara vera e propria, esiste un record del 2024 fatto da una monoposto Martini con un pilota che si chiama Stefano Peroni, che ha motorizzata BMW, tra l'altro, che ha percorso i 10 km e 400 metri della salita in 4 minuti 48 secondi e 4 minuti 48 primi e 32 secondi.
devo dire che è una cosa incredibile la velocità che è salito. Mentre invece l'anno scorso ha vinto il pilota Salvatore Priolo su un prototipo con il tempo di 4:55,58. Ora, la 14ª Cesana Experience che cos'è? È una specie di parata che si fa prima della gara con tutte le vetture, diciamo vetture storiche, vetture di un certo livello, storiche e o moderne, e a cui parteciperemo noi come Club del Tuan con le nostre regine, cioè con tutte le nostre delta. Per cui vi invito, chi è, diciamo così, chi ha l'opportunità di venire a vedere, perché anch'io, come tanti miei colleghi con le nostre delta, faremo appunto questa meravigliosa salita, sia sabato mattina alle 10:30 che la domenica mattina mi pare alle 9:30, prima della gara vera e propria. Queste sono le notizie principali, diciamo così, dei prossimi 15 giorni. Poi mi organizzerò. Settimana prossima ci possiamo vedere oppure devi andare via perché con gli anni? No, vieni a trovarmi o no? Devo chiedere. No, il prossimo weekend sì, sarò via perché la mia compagna Manuela mi ha regalato un viaggio in Tirana. Andiamo a vedere la capitale dell'Albania. Ecco perché non ci sarò, ho messo le mani avanti. Ma intanto ci sentiamo, perché sia per il compleanno poi mi servi per altri motivi, hai già capito il perché, no? Certo, assolutamente sì. Ecco. Allora, va bene, ti ringrazio. In settimana comunque ci vediamo. Anche perché poi vorrei parlare con te di una certa cosa che poi magari potremo approfondire anche in radio. Ok? Soprattutto grazie a questa radio, grazie dell'appuntamento, grazie. Grazie Luigi, vi auguro un buon weekend a tutti e alla prossima. Grazie, ciao. Un bacione, ringraziamo Natalia. Ti rubo un secondo Natalia prima di fare la sospensione. Parlo un attimo con Arturo. Arturo, ci sei? Sì. Sì, ciao Luigi, buona giornata a te e un saluto agli ascoltatori. Sono qua. Allora Arturo, mi dispiace che avrai caldo, ma devi gestire bene, perché nella seconda parte quello che io adesso ti dirò servirà per parecchie settimane, perché dal 16 luglio. Allora sappi che con la seconda parte c'è anche sia Claudio Lipodio che l'ingegner Diego Cudia, quindi voi tre con la gente che viene da noi lì a None, perché ragazzi, lo sai, non ti racconto palle Arturo, io non ci arrivo più con la testa, non ho più la testa a posto. Allora, prima di dare un attimo la sospensione, vorrei dirti Arturo di organizzare e di tenere presente per il futuro che gli argomenti da trattare sono tipo quelli che dal 16 luglio arriva l'assicurazione obbligatoria sempre per i monopattini. Oltre alla targa dal prossimo 16 luglio 26 scatterà anche l'obbligo di assicurazioni RC per i monopattini elettrici. Quindi poi vi leggerò tutte le cose quando inizierete. Poi c'è anche come richiedere la targa per il monopattino. La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il portale dell'automobilista oppure affidandosi a un'agenzia specializzata in preso. Quindi tu dirai come, dove fare per venire da noi, perché online, sai, non è che tutti quelli che vengono da noi sono avanti come te e tutti i tuoi colleghi. Oppure c'è anche scritto, Arturo, quanto costa ottenere la targa. Per chi svolge autonomamente tutta la procedura, tu spiegherai se è possibile, il costo complessivo si aggira intorno ai 35 euro, comprendendo bollo, diritto, motorizzazione, però attenzione, perché un'agenzia privata non sono più 35 euro ma sono 80 euro, mentre le sanzioni previste per chi circola senza contrassegno vanno da 100 a 400, cioè voi, tu, Claudio e Diego, questi titoli che io vi ho dato
dovete spiegarli perché voi li conoscete personalmente. Invece per te, come Arturo, poi diamo lo spazio, c'è il problema che da luglio, cioè dalla prossima settimana, Arturo, c'è che viene riattivato l'autovelus a Chieri, quindi importante nella riduzione dell'incidentalità da luglio. Quindi Arturo, anche questo è il tuo compito, perché il sindaco e l'assessore sul dispositivo in strada Fontaneto, la prefettura ha considerato la documentazione integrativa, dice, da noi fornita. Quindi adesso Arturo diamo la linea allo studio per l'interruzione e poi intervieni tu con Claudio e Diego. Mi raccomando, un bacione Arturo. A voi studio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 4 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica dove trovate che d'estate in primavera la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie, allora adesso diamo la linea ad Arturo Callegaro e soprattutto mi permetti di salutare Diego perché voi due andrete avanti sugli argomenti che mi sono permesso di dare, però mi interessano più le vostre cose perché sapete che la gente viene e vuole sapere. Quindi Diego ti saluto e poi ti do lo spazio con Arturo che voi due adesso andrete avanti a discutere e spiegare bene perché di voi hanno la massima fiducia. A te come straniero nel senso che l'Europa. Arturo oltre che tecnico è anche politico, quindi le risposte sono precise. Tutti quelli che vengono da noi sono contentissimi. Diego, mi senti? Ciao. Sì, buongiorno Luigi, ben trovato a te e ai radioascoltatori. Grazie per lo straniero, comunque rimango sempre un italiano che lavora all'estero, oltre che in Italia. Grazie, prego. Adesso parlerai con Arturo e dirai tutto quello che devi dire, perché la gente da te vuole sapere anche come si muovono all'estero. Ecco, quindi Arturo, adesso a te la linea e con Diego andate avanti, tranquilli. Grazie Arturo, ci sei? Sì, ci sono Luigi. Sì, ciao Diego, un abbraccione. Buongiorno anche a te. buongiorno. Io vorrei solo riprendere l'argomento, diciamo, importante che ha citato Luigi per i cittadini di Torino. Molti cittadini di Torino non sapevano che l'autovelox in corso Unità d'Italia fosse spento perché non era a norma. Adesso hanno aggiornato tutta la procedura e l'hanno reso a norma e quindi verrà riacceso. La cosa non cambia molto perché c'era già il limite dei 70 all'ora e la gente lo rispettava
anche senza l'apparecchiatura di controllo. Adesso però sarà in funzione l'autovelox, quindi il Comune di Torino procederà alle sanzioni. E bisogna fare attenzione perché è un autovelox molto sensibile, quello che c'era prima, perché rilevava infrazioni anche al di sotto dei 10 km di tolleranza previsti per la sanzione ridotta. Per cui è un suggerimento che noi diamo ai cittadini di Torino di fare attenzione. L'altro argomento è quello dei monopattini, e con l'entrata in vigore dell'obbligo della targa e dell'assicurazione, un argomento molto importante che è stato dibattuto per molto tempo, con l'incidentalità e con i fatti luttuosi che sono avvenuti negli ultimi tempi. È chiaro che questa roba diventa importante, soprattutto la targa e l'assicurazione. Ci sarebbe da discutere di come sono fatte queste targhe, perché non sono le targhe dei motorini, ma sono targhe che si appiccicano, e quindi abbiamo già visto i furbi prendono le targhe dai monopattini a noleggio e li mettono sui propri, e in modo da non essere individuati in caso di infrazione. Però questo sarà un tema da approfondire. Come sarà da valutare il tema che ha ricordato Luigi dell'entrata in vigore anche dell'autovelox, combinazioni in concomitanza di quello di Torino e a quello di Chieri, strada Fontaneto. È diventato attuale perché l'altra sera ci è scappato il morto proprio in strada Fontaneto, quindi una delle cause sembra l'alta velocità, per cui è la motivazione che ha spinto ancora più in fretta l'attivazione di questo rilevatore di velocità, con ovviamente la sanzione per chi non osserva la norma. E quindi in qualche modo quello che noi ricordiamo sempre, che si delega il controllo delle infrazioni a delle apparecchiature e mai agli agenti della polizia, perché senza ricorrere a un autovelox fisso basterebbe mettere ogni tanto la pattuglia della polizia municipale su quella strada, e quindi avrebbe uno scopo educativo, come dovrebbe essere la legge, non solo sanzionatorio. Però in Italia è così, mentre negli altri paesi, almeno quelli che ho girato io, la mia esperienza non è come la tua, Diego, ma io vedo in Slovenia, vedo in Austria, dove le pattuglie con gli autovelox ti rilevano la distanza già da 800 metri, quindi ti fermano e te la contestano subito. Ci sono dei limiti più credibili, perché tu vai in Francia, appena finisce il centro abitato c'è subito la fine dei 50 all'ora, mentre da noi c'è il limite di velocità all'inizio del paese, poi magari non c'è più la fine del limite di velocità. Sono limiti di velocità credibili, perché tu non metti su una statale magari a 2 corsie per senso di marcia una velocità di 60-70 all'ora e metti dei limiti, insomma, che siano credibili. E all'estero, avendo i limiti credibili e avendo il presenziamento della polizia stradale, ti contestano subito l'infrazione, quello che non avviene in Italia. Non avviene in Italia, e ne sentiamo appunto di ogni colore, no? Di quello che viene inseguito poi quando c'è la pattuglia della polizia stradale. In Italia si può anche non osservare lo stop, e agli onori della cronaca, quel povero agente della polizia municipale di Milano che faceva il suo dovere e che è morto inseguendo uno che non si era fermato. E questo è quello che succede in Italia, ovviamente perché da noi le sanzioni sono esclusivamente pecuniarie e rilevate con apparecchiature elettroniche. Quando non ci sono le apparecchiature elettroniche ma ci sono gli agenti, oramai in base all'esperienza, uno che sa che vede un posto di blocco si sente anche in diritto o nella possibilità di non osservarlo e di scappare al posto di blocco. L'abbiamo visto nei fatti di cronaca.
All'estero non è così, perché la tutela degli agenti della polizia municipale è molto superiore a quella che c'è in Italia. Ma la presenza è superiore e la tutela è superiore. Io vorrei che tu condividessi l'esperienza tua negli altri paesi, diciamo dell'Unione Europea, quella che noi facciamo riferimento, come in questi contesti e come in qualche modo si vada a penalizzare le infrazioni e soprattutto magari sapere all'estero come si comportano nei confronti dei monopattini. La mia opinione è quella che, e non so se all'estero è già così, in alcuni stati è così, anche le biciclette elettriche avrebbero dovuto avere una targa, perché noi in Italia vediamo sulle piste ciclabili biciclette che vanno ai 60-70 all'ora, no? Perché oramai abbiamo quelle biciclette elettriche, soprattutto da parte di quelli cosiddetti i rider, con quelle a ruote spesse che raggiungono velocità elevatissime. Non è ancora scappato il morto, ma qualche incidente c'è stato, ma in Italia per legiferare dovremmo aspettare che succeda qualche fatto luttuoso. Dici tu adesso, Diego, all'estero com'è la legislazione su questi mezzi, per sapere se siamo più avanti noi o sono più avanti altri paesi in questo contesto. A te, Diego, la parola. Grazie mille. Allora, in Italia si è più avanti nella fantasia e nella creatività, come hai accennato, tra le tante cose giuste che hai detto. Mi sono memorizzato quelle 3 o 4, quindi il fatto che in Italia le targhe dei monopattini, le targhine dei monopattini vengono scambiate, così in Italia si è bravi e anche molto creativi, ecco, molto creativi, così come vengono definiti gli italiani dagli inglesi, dai francesi, ecco, very creation men, molto creativi, per non dire altro. Una cosa che è successa all'estero e che dovrebbe capitare anche in Italia, quando tu hai parlato dell'autovelox, che è quello nuovo che è stato messo a Torino, eccetera, non vorrei che succedesse la stessa cosa come è successo a Madrid, dove l'eccessivo caldo, e di questo l'amministrazione comunale ne ha preso atto, quindi io invito, ma tu penso mi sarai d'accordo, invito anche chi ha la possibilità, non perché poi deve andare negli uffici delle relazioni col pubblico di Luigi Sinatora, ma anche poi chi ha la possibilità di mettere in luce queste cose. Invito nei primi tempi a fare un po' da collaudatori di questi autovelox, perché vedete, parlo a tutto il pubblico che ci ascolta così. Questo eccessivo caldo, il fatto che gli autovelox sono collegati anche con bande, con wifi e comunque anche con sistemi elettrici, eccetera, comunque non sono tarati per lavorare ad un caldo che già all'uomo comunque dà molto fastidio. Ecco perché, come tu hai rilevato giustamente, a volte segnalano velocità che sono molto di sotto, oppure molto al di sopra di quello che realmente uno fa. Non voglio di quello che uno percorre. Questo non vuol dire che io adesso invito i radioascoltatori a viaggiare con lo smartphone così, perché questo è vietato, ecco. Ma perlomeno segnalare, e come noi sappiamo, se ce n'è più di uno che dice ma io viaggio ai 70, viaggio ai 50 e questo mi ha sanzionato, mi ha sanzionato per una velocità di 70, allora capisci bene che per quanto nuovo l'autovelox, che tra l'altro essendo una macchinetta risente tantissimo di questi sbalzi di temperatura e soprattutto diciamolo, essendo materiale elettronico, di umidità. L'umidità frega qualsiasi cosa, rovina qualsiasi cosa. E lo vediamo anche con le costruzioni, tu da architetto con i semafori, con i blackout. Signori, i blackout abbiamo visto che l'ultima settimana, anche Luigi potrà segnalarlo, solo nella città di Torino ci sono decine di blackout al giorno. E quindi vuol dire una rete elettrica, una rete elettronica e anche wifi che è completamente
saltata, perché decine di blackout, qualcuno anche con durata anche di 25, 30, anche 40 minuti, roba che se rimani fermo, rimani chiuso in un ascensore, c'è proprio da puoi chiamare l'ambulanza. Ecco. Quindi voglio dire, un piccolo invito è di controllare bene soprattutto questi autovelox. Chiaro che il primo suggerimento è comunque di rallentare tantissimo, perché comunque l'unica cosa che si può fare come automobilisti è questo. Per quanto riguarda i monopattini, effettivamente abbiamo notato addirittura che il gran caldo, abbiamo fatto come centro studi, e in Italia poi faremo anche, lo spediremo all'ufficio rapporti sociali, così anche Luigi Senatora potrà parlarne, il gran caldo scioglie le gomme o comunque altera le gomme dei monopattini, per cui immaginate voi radioascoltatori viaggiare in due, che è già vietato, con gomme lisce, morbide, per cui basta una piccola, ma proprio un buchino, e si perde la vita. E non voglio essere catastrofico, ma effettivamente, come abbiamo detto la volta scorsa e continueremo a dirlo, gli incidenti per gli autovelox che sono troppo veloci oppure dove si viaggia in due sono tantissimi, per cui ne hanno parlato anche qualche telegiornale a livello nazionale in Italia, ecco, non dico quale, comunque basta aprire internet e ce lo dice. Quindi attenzione in questo momento, ecco, per cui non ultimo il fatto che si guida in una condizione mentale e anche sotto stress proprio altissima. E ti lascio la parola perché penso di aver risposto. Comunque effettivamente, ecco, il fatto stesso che all'estero e soprattutto in Spagna, ecco, stanno prendendo dei provvedimenti per questi mezzi elettronici che comunque saltano e non sono più così, non sono più affidabili. Spero che sia un suggerimento anche per l'Italia, ecco. Sì, tu hai affrontato un argomento abbastanza attuale, appunto, perché l'asfalto con il caldo forse c'è Luigi, calda molto e accumula calore. Chiedo scusa, forse c'è Luigi. Prego. Chiedo scusa se forse ho sentito Luigi che... Prego. Perché questo argomento qui dei monopattini sta diventando l'argomento principale che dobbiamo tenere in tutte le trasmissioni. E volevo dirti, Diego, cosa succede in Italia se occhio, Arturo sottolinea, per i sinistri dice causati dai monopattini si applicherà quindi la procedura ordinaria prevista dal codice delle assicurazioni con risarcimento direttamente alla compagnia del responsabile. Quindi questo cosa vuol dire a voi che siete persone intelligenti? Che chi ha il monopattino deve essere per forza in regola, altrimenti decidete voi, ditemelo, perché la gente viene magari anche senza avere niente, ecco, poi prende un monopattino e lo lascia per strada. Date una risposta, manca poco, ma date una risposta puntuale, perché poi qui dice che per i sinistri dei monopattinisti si applicherà ordinaria prevista dal codice delle assicurazioni. Quindi, visto che sono in un organismo le cose principali, noi le spieghiamo, ma poi bisogna anche concretizzarle. Che ne dite tutte e due? Arturo, poi lo dice anche Diego. Sì, innanzitutto il codice delle assicurazioni è subordinato al codice civile, quindi se tu in qualche modo, non dico commetti un reato, ma causi un danno a qualcuno, ne rispondi prima tu e poi l'assicurazione. Se tu non sei assicurato, ne rispondi tu di tasca tua, se non rientri poi nel codice delle assicurazioni qualora tu sia assicurato. Ma è come non avere l'assicurazione per l'autovettura, ne rispondi in solido tu, ammesso e non concesso che poi tu abbia una capienza per soddisfare i danni, perché molte volte chi causa gli incidenti, e lo sappiamo benissimo, sono persone che poi
non hanno delle proprietà, non hanno degli immobili, non hanno rendite, non hanno redditi e quindi non possono far fronte. Per quello è molto importante che tutti i monopattini siano assicurati. Uno, per garantire chi subisce il danno, e quindi anche qualora il conducente non abbia capienza, diciamo, economica per soddisfare il danno, ci sia l'assicurazione. E l'assicurazione, per coprire questi incidenti, è chiaro che mette delle regole, dei vincoli, come li mette per le autovetture come tutti gli altri veicoli. Se tu giri una macchina che non hai la revisione, causi un incidente, l'assicurazione può anche caso limite, può anche non risarcire i danni, no? E quindi li risarcisci poi tu di tasca tua se hai la possibilità economica di risarcire. E quindi è importante che proprio la politica e le amministrazioni e chi è deputato al controllo della regolarità delle assicurazioni faccia rispettare le norme, sia per le targhe sia per le assicurazioni. Nelle autovetture o nei motocicli non c'è solo la targa, ma c'è il numero di telaio, quindi la targa è abbinata al numero di telaio. Non capisco perché nella norma non abbiano imposto anche ai monopattini un numero di telaio, quindi una piastrina che non si possa togliere, come nelle autovetture, incisa proprio nel vano motore o nella carrozzeria, in modo che ci sia la corrispondenza tra targa e dati del veicolo, per cui non si può più cambiare la targa con quelli a noleggio, e quindi anche hai due momenti di identificazione, uno è quello della targa e uno quello del numero di telaio del veicolo, per cui in qualche modo tu sei sempre collegato e la responsabilità è attribuibile a chi usa quel veicolo. Pertanto si auspica che magari in una modifica normativa si proceda anche a imporre ai monopattini un numero di telaio. Diego, dimmi tu la tua, così almeno completiamo la risposta a Luigi, se ho dimenticato qualcosa. No, io entro più nel merito proprio delle dinamiche, perché so che a Luigi questa cosa interessa, perché purtroppo hai detto una cosa che con i monopattini ancora non è possibile ancora avere, cioè in caso di incidente, allora con una macchina gli incidenti, cioè vuol dire la persona perché oggi anche chi attraversa le strisce pedonali deve fare attenzione, per cui la gente non rispetta più ormai la segnaletica, soprattutto quella fissa, figuriamoci i semafori eccetera. Quindi chi viaggia su un monopattino elettrico o anche una bici di quelli come dicevi tu, il rider eccetera, ma i monopattini in caso di incidente sono facilmente occultabili, sono facilmente imboscabili, non leggi bene una targa, l'automobile che non si ferma e non soccorre facendo comunque un reato, perché ti devi fermare se prendi sotto, o comunque anche solo se butti per terra il bambino, l'anziano o anche la persona che fa jogging o il ciclista, ecco, devi comunque fermarti, ma la maggior parte della gente non lo fa. Quindi fuggire con un monopattino oggi è più facile, imboscarlo dentro un portone sotto una pianta, farlo sparire e quindi uno dovrebbe, in teoria dovrebbe fotografare tutte le persone, cioè per identificarle, che ne so, il casco rosso se ha il casco, la felpa verde, proprio perché la targa non riesce a vederla. Con le automobili riesce almeno a identificarle, come hai detto giustamente, ecco. E poi guardando anche le forze dell'ordine, io immagino un ragazzo che prende sotto una signora anziana, poi la sbatte per terra, poi scappa e poi la polizia stradale che guarda dalle telecamere di servizio e dice poi questo dove è andato a finire, e quindi chiamiamo l'ambulanza perché la signora è stata buttata per terra eccetera, ma poi il pirata, ecco, il ragazzo o comunque la persona che
si è trasformato in un pirata, dove lo prendiamo? E quindi anche l'assicurazione, mi dicevano, siamo sempre lì, ecco. Quindi questo per dire ai radioascoltatori, prima di tutto tantissima, ma proprio ma non perché dobbiamo essere con tantissima attenzione, fino a che non ci sarà modo proprio, come dicevi tu Arturo, di identificare meglio i monopattini, ecco. Perché quelli delle compagnie di noleggio, bene o male, ok, però anche il pirata della strada, comunque il ragazzo che corre, o i due ragazzi che corrono, 2, 3 così, e prendono sotto qualcuno, poi comunque dove li prendiamo? Come dicevi tu, spesso gente che poi non ha di che sopperire. Prego. Sì, Luigi, questa fattispecie viene evidenziata nell'ufficio Lianone, quindi molta gente che magari ha subito un danno da parte di qualcuno in monopattino e che questo si sia reso irreperibile, quindi capire chi è che ne risponde, se può essere attivata anche in questo caso quel fondo per di coloro che sono stati vittime di incidenti ai quali non si sa bene a chi attribuire la responsabilità, questo fondo di solidarietà. Bisogna leggere nelle pieghe della norma sui monopattini se anche questi rientrano negli indennizzi per le vittime della strada, quel famoso. Comunque voi due dovete impegnarvi per tutto il mese che c'è anche l'altro a spiegare, perché adesso i monopattini stanno diventando più importanti delle macchine, visto che a Torino non si fabbrica più le macchine, non le fanno più, e poi di quello dobbiamo parlarne perché voi sapete dove voglio arrivare. Però rispondendo a quello che diceva Diego e quello che dici tu Arturo, guardate che inoltre almeno nei primi 2 anni non sarà previsto il sistema di indennizzo diretto. Cercate di organizzare per sabato prossimo un argomento, perché ormai diventa l'Automobile Club non esiste più, esistono, come dite voi, i monopattini elettrici, perché se sei in regola come monopattino e siete su in 3 e succede un incidente, cosa ne facciamo? Dai, siamo in chiusura. Comunque, scusatemi, ringrazio Diego perché accetta sempre, mi dà una mano veramente grande volontario, e così parlerai anche di più. E tu Arturo ormai devi decidere di organizzare e gestire la trasmissione, perché la gente ti vuole, ecco, continuano a venire lì a None e chiedono di te, anche perché tu poi glieli puoi concretizzare tutte le informazioni, tutte le dichiarazioni, tutti i documenti. Quindi vi ringrazio, vi do l'appuntamento, scusate, a sabato prossimo, e diciamo alla nostra grande Natalia 2 cose di chiusura. Date pure, ringraziate la Natalia e poi finisco io, grazie. Sì, allora io approfitto perché so che farà piacere ad Arturo, allora invito tutti i radioascoltatori di Piemonte, Lombardia ad andare a Moncalieri, perché c'è un grande raduno di auto ad epoca e anche di motociclette nella zona Mercato e Foro Boario. Magari ci trovate anche l'architetto Arturo Caligaro che è lì che gira. È solo per salutare, perché comunque fa capire come Moncalieri è sensibile a questo tipo di manifestazioni che anche fanno nel culturale. Approfitto per salutare tutti quanti, al prossimo sabato e tante belle cose. Buona domenica, arrivederci. Sì, anch'io ringrazio Diego di aver ricordato al pubblico questo importante appuntamento per Moncalieri che si svolge al Foro Boario, e nel contempo saluto tutti gli ascoltatori e ringrazio la regia e un abbraccio a te Luigi. Buona giornata. Ci sentiamo dopo, quindi io ringrazio Natalia e Radio Libertà, ricordandovi che noi siamo un'associazione di volontariato chiamata Ufficio Rapporti Sociali, quindi in via None, in via Volvera 3, chiamate col 328 07 15 232 e ricordate che per noi è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo.
Un bacione a tutti e ci sentiamo sabato prossimo. A voi studio, grazie.